Appuntamenti in agenda per sabato 3 dicembre. L'Associazione Culturale Il Piffero dalle 15 alle 18 in via Quirolo a Cicagna promuove una raccolta di abiti invernali da inviare in Ucraina. A Lavagna prende il via Sono tutti cavoli nostri, la quarta edizione dell'evento che si svolge al Porticato Brignardello in via Dante per valorizzare i prodotti locali e in particolar modo il cavolo broccolo lavagnino. Fino alle 19 stand con prodotti agroalimentari, in programma escursioni, conferenze, workshop e laboratori. A Levi al via alle 10 Natale delle Meraviglie, mercatini, sport e laboratori per i più piccoli nell'area fest del campo sportivo di San Bartolomeo. A Santo Stefano d'Aveto aprono i mercatini di Natale Arte e Sapori, dalle 10 alle 18 all'interno del bocciodromo. Durante la giornata sarà possibile cavalcare gli asinelli di La Villa e visitare la casa di Babbo Natale. A Rapallo il comitato Nottunnel organizza un presidio con un gazebo informativo dalle 11 alle 17 in piazza Cavour lato via Mameli. Dalle 14 alle 17:30 al passo del Bocco di Mezzanego sarà possibile vivere l'esperienza del forest bathing e ascoltare il ritmo lento della natura. A Camogli, Casteldragone si trasforma nella scuola di magia di Hogwarts. Dalle 14:20 spettacoli itineranti a tema Harry Potter. Taglio del nastro alle 16 a Castello Brown di Portofino per il castello di Babbo Natale. Dalle 16:30 performance teatrale Miss Possibility e la chance del Natale. Torna a Camogli per presentare il suo ultimo libro, non per coraggio ma per amore, Andrea Cisternino, che porterà la sua personale testimonianza di come ha vissuto i momenti più terribili della guerra in Ucraina. Alle 16:30 nel ridotto del Teatro Sociale di Camogli. Secondo appuntamento con i concerti d'autunno con guida all'ascolto a Sestri Levante alle 17 nella sala Carlo Bo di Palazzo Fasce Rossi con i vincitori del 35° concorso pianistico Johann Sebastian Bach. Vivere tra ordine e caos è il tema dell'incontro promosso dal Bandolo. Alle 17 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica interverranno il fumettista Ivo Milazzo, la scrittrice Valeria Corciolani e la pittrice Claude Jammet. Alle 17 nel porto turistico di Chiavari parte la 15ª edizione di Uomini e Navi. Ad aprire il ciclo di incontri curato da Lega Navale Chiavari Lavagna lo storico Giorgio Getto Viarengo con l'incontro Corallo, l'oro rosso tra mito, storia e leggenda. Alle 18 a Palazzo Rocca, Chiavari, sarà consegnato a Elisabetta Sgarbi il premio Ambasciatore della Parola, istituito dal Festival della Parola e destinato a personalità che hanno saputo distinguersi in ambito culturale, artistico o scientifico. A Chiavari il gruppo giovani della parrocchia di San Pier di Canne presenta il calendario realizzato nell'ambito del progetto di autofinanziamento per la GMG 2023, alle 18:30 nel Salone delle Opere Parrocchiali. Lo spettacolo Alice sarà portato in scena alle 20:30 all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante, una performance di danza il cui ricavato sarà destinato all'iniziativa di solidarietà La Luce di un Gesto. Infine alle 21 al Teatro dell'Arca del carcere di Marassi a Genova, l'Utopia Ensemble propone il nuovo progetto musicale C'est pas possible.